Ben ritrovati. Oggi prepariamo un bel secondo gustoso e leggero con i profumi e i sapori del Mediterraneo, nella nostra terra. Cosa facciamo? Un'orata ai sapori, diciamo, del sud, ai sapori mediterranei, per meglio capirci. Cosa ci serve? Un'orata pulita per bene, delle olive, dei pomodorini, dei capperi, un po' di vino bianco, un aglio e un peperoncino, del prezzemolo e ovviamente sale e un po' di origano. Cosa facciamo? Mettiamo in padella, accendiamo la padellina ovviamente. Ecco qua. Mettiamo dell'olio. Ovviamente se siamo al Mediterraneo, olio di oliva, no? Era scontato. Dell'olio. Mettiamo l'aglio a rosolare, lo schiacciamo un po' e lo facciamo rosolare. A rigore possiamo mettere il peperoncino già adesso, se è fresco lo mettiamo già adesso, se lo abbiamo in questo caso secco lo mettiamo poi a metà cottura. Facciamo rosolare. Nel frattempo noi ci siamo tagliati i pomodori a pezzettini, ecco qua. Abbassiamo un po' la fiamma, tanto ecco qua, e mettiamo i nostri pomodori. Ovviamente queste sono quantità per un'orata soltanto. Vi dirò un'altra cosa: a rigore possiamo anche fare l'orata non intera in questo modo, per i palati più fini, per evitare poi di spinarla. Possiamo già fare i filetti direttamente di orata su questo letto di sapori, ecco qua. Quindi facciamo andare piano piano i nostri pomodorini, aggiungiamo le olive nere denocciolate, ecco qua, e ci sono tutti i sapori mediterranei, c'è il pomodoro, ci sono le olive, c'è l'olio evo e adesso il prodotto del nostro mare. È una preparazione molto semplice e gustosa, vi assicuro che è un sapore, anche perché il pesce non necessita di grossi ingredienti o di chissà che particolari preparazioni, o più semplice si cuoce meglio è. E questo è un altro prodotto che ci rappresenta in pieno. Ecco qua. Nel frattempo questo soffritto qua lo facciamo sfumare con un po' di vino bianco. Sostanzialmente serve per diciamo togliere un po' del pesce e nello stesso tempo fa una sorta di sughetto che poi andremo ad adagiarci sopra quest'orata per cucinarla. Una volta fatto cuocere questo pomodoro, diciamo fatto un pochettino ammorbidire, possiamo tranquillamente poi togliere l'aglio, perché se a qualcuno dà fastidio l'aglio noi lo togliamo. Ecco qua. Questi sono piatti semplici che poi messi su un piatto da portati in tavola, praticamente hanno il loro, fanno la loro figura, quindi sembra magari una preparazione chissà quanto difficile, chissà quanto particolare, chissà quanto elaborata, ma alla fine sostanzialmente bastano pochi, diciamo, non dico pochi minuti, comunque in un quarto d'ora, 20 minuti massimo abbiamo già il piatto sul tavolo. Questo ovviamente lo prendiamo come secondo, lo possiamo fare anche come piatto unico se noi siamo un po' a dieta. Quindi cosa facciamo? Accompagniamo poi magari quest'orata, la accompagniamo, diciamo, con una bella insalatona. Di questi periodi si può fare anche un'insalata
aggiungendo, a parte va bene, verdure verdi e quindi la lattuga, la scarola, quello che vi piace, la lattuga riccia, tutte le possibili e immaginabili verdure verdi che vi piacciono, aggiungendo a questa insalata anche dell'arancia, se avete a disposizione delle arance, perché diciamo che addolcisce un po' l'insalata. Vi assicuro che è una pratica, io la metto sempre l'arancia quando faccio l'insalata verde, addolcisce l'insalata, anche condita normale con olio, sale, aceto, e nello stesso tempo, siccome accompagniamo questo pesce, diciamo che ci pulisce un po' l'arancia, poi ci pulisce un po' la bocca, lasciandoci quella freschezza, quella giusta freschezza che diciamo lascia il palato delicato, ecco. Quella freschezza non perché fa freddo, in questi giorni fa un po' freddino, una freschezza non data dalle temperature, ma quella freschezza in bocca che è piacevole. Ecco qua. Vedete come, diciamo, si è fatto una sorta di sughetto, di cremina se vogliamo, dai, quindi niente di che. Allora, a questo punto aggiungiamo i capperi, ovviamente lavati, strizzati, e li mettiamo qua dentro. Quindi, ci sono tutti i sapori mediterranei, Non ho aggiunto ancora il sale, ma lo mettiamo per il pomodoro, ecco qua, e perché poi, vabbè, poi dopo ne aggiungiamo un altro poco quando mettiamo il nostro pesce. Ecco qua, noi dobbiamo semplicemente aspettare che si ammorbidiscono un poco i pomodori. Le olive, se volete, le lasciate intere, se le volete schiacciare, le schiacciate leggermente, però non c'è bisogno, anche perché sono quelli denocciolati, per cui il sughetto si infila in quel buchino e ha la sua importanza. Allora, a questo punto cosa facciamo? Dobbiamo adagiarci sopra la nostra orata. Ripeto, possiamo sia metterla intera in questo modo, sia sfilettata, e quindi mettendo giusto i 2 filetti qua sopra. Una cosa in più, io in questa orata, oltre a questi sapori mediterranei, voglio aggiungere sempre un sapore mediterraneo, però dentro la pancia di questo bel pesciolino. Allora cosa facciamo? Questo è un di più che piace a me. Abbiamo un limone, sempre non trattato, e tranquilli che è stato lavato e asciugato. E cosa facciamo? Lo infiliamo nella pancetta di questo pesciolino, anche per dare un po' di quel pizzico in più che non fa mai male. Ecco qua. Poco di olio, ma giusto per... Ecco qua. A questo punto adagiamo il nostro pesce su questo sughetto, va? Ecco qua. Tempi di cottura brevissimi, perché diciamo è giusto il tempo che si cuoce il pesce. Mettiamo dell'origano delle nostre montagne, una spruzzatina di vino bianco su questo pesce e ovviamente un po' di sale per il pesce. Giusto un po', perché diciamo che ci sono già le olive che hanno la loro sapidità, ci sono i capperi e quindi diciamo che già basta così. Allora, io, come avete notato, non ho tolto ancora l'aglio, perché è bene che si amalgama ancora in questo condimento, in questa salsa. Lo toglieremo solo e semplicemente quando impiatteremo il nostro piatto.
giusto per non farlo vedere a qualcuno che è un po' schizzinoso. Che poi, ragazzi, è quello che diciamo dona un po' di sapidità a un piatto, sono gli aromi, sono le cipolle, l'aglio, l'origano, anche perché aiutano pure a diminuire il sale, perché mettendo l'origano, che comunque ha un sapore forte, mettendo, in questo caso abbiamo messo i capperi, ma qualsiasi spezia, qualsiasi cosa che mettiamo, è un modo pure per evitare di aggiungere del sale. Ricordatevelo questo, io lo ripeto sempre all'ennesima potenza, giusto per farvi capire l'importanza che hanno, diciamo, gli aromi anche in questo caso, a parte il profumo e il sapore che possono dare al piatto stesso, però è un modo, diciamo, è un trucchetto per cercare di evitare di mettere più sale, insomma, ecco. Non ci dimentichiamo il nostro prezzemolo. Io preferisco tagliarlo sempre con le mani perché per me dà più profumo, profuma di più, non lo so, sarà una mia convinzione, ma è così. Ecco qua. Adesso, visto che diciamo è passato qualche minuto, abbiamo tenuto, lo giriamo dall'altro lato per fare in modo che si cuoce per bene anche dall'altro lato. Una cosa, ovviamente se avevate sfilettato il pesce e quindi c'erano soltanto 2 filetti sopra, non necessitavamo di questa manovra, va, chiamiamola così. Ecco qua, mamma mia ragazzi, che profumo, non so proprio come spiegarvelo, non lo so, è di una bontà unica. A fuoco moderato, niente di che. Ci prepariamo un altro po' di prezzemolo perché poi ce lo mettiamo quando lo impiattiamo. Vediamo se mettercelo così oppure aggiustarlo. Io ripeto sempre, non riesco a darvi, che dire, a farvi sentire il profumo, è una cosa... Cioè, allora, vale la pena solo cucinare questi piatti, questi prodotti nostri mediterranei solo per il profumo che sprigionano in una cucina. Elementi semplici e magari si sente chissà che cosa, cioè dice ma che sta preparando quella disgraziata di Graziella? Niente, un po' di pomodoro e di olive e un pesce. Però stuzzica questo profumo, stuzzica un po' la curiosità. Ecco qua, dobbiamo aspettare giusto, intanto ci prepariamo il nostro piatto da portata. Che poi, come vi dico sempre, l'occhio vuole anche la sua parte. Non ci scordiamo il nostro peperoncino, perché deve dare quella giusta nota di piccante che non fa mai male. Di questi periodi ci funge anche da antibiotico, quindi va bene così. Allora, per non diciamo risultare troppo piccante, io cosa faccio? Lo metto intero, diversamente lo apro in modo che dà più un sapore forte, più deciso, però ovviamente dipende, poi non è che tutti gradiscono il piccante. A maggior ragione poi se ci sono dei bambini, dei ragazzi, non lo mettiamo proprio, perché comunque per loro anche poco di piccante gli dà fastidio, quindi lo evitiamo. Se dovesse essere una tavola di soli adulti, allora il peperoncino lo mettiamo con tranquillità. Se ci dovessero essere dei bambini, ovviamente è una cosa che non dobbiamo fare, ma per loro più che altro, ecco. Guarda, sta andando benissimo, abbiamo giusto 2 minuti di tempo, vediamo un pochettino. Ecco qua.
A questo punto direi che lo togliamo l'aglio, va? È arrivato il momento di togliere l'aglio. Ecco qua. Vi dico che questo, diciamo, l'idea di mettere questo limone al centro, sarà che a me comunque il limone piace in un modo proprio, io lo mangio tranquillamente a fette come un agrume normale, insomma. Ecco qua, abbassiamo la fiamma giusto per far cuocere un altro pochino, il pomodoro al punto giusto, le olive al punto giusto, i capperi, ecco qua. Allora, diciamo che questo è quasi pronto, però nel frattempo io che cosa vi voglio preparare per accompagnarla a questo piatto? Diciamo che non ci troviamo a casa la verdura e ci troviamo semplicemente un'arancia. E allora cosa facciamo? Facciamo un'insalata con questa arancia, però in questo modo. Allora, intanto lo lasciamo qua caldo caldo e ci prepariamo questo contorno da abbinare poi al piatto, a questo piatto qua. Prendiamo un'arancia, la sbucciamo e la devo sbucciare in un modo particolare perché sennò il mio amico Mario mi sgrida perché mi segue e mi dice sempre che non so sbucciare l'arancia. Però gioia, lui ormai è un maestro in questo, io la sbuccio a modo mio, vuol dire che la prossima volta vieni qua con me Mario, è un invito per te e mi fai vedere come si sbuccia questa arancia, o meglio la sbucci tu e la mangiamo insieme, d'accordo? Ti aspetto. E allora io la pulisco a modo mio, non ti arrabbiare Mario però, perché l'altra volta mi hai ripreso, quindi io la taglio così e lui si incava, lui dice che ci vuole proprio un modo particolare di mettere il coltello di sbiego, se no rompo la rana, non lo so, gioia mia, comunque io ci provo, poi se no viene lui, vedete? Non io facevo il taglio così in questo modo, lui dice che lo devo mettere di sbiego. Allora poi mi farai sapere se sono riuscita nell'intento. Poi, quando tolgo la buccia, non la devo togliere subito, devo prima girare il coltello, vedete un po' qua, lui dice di fare così il taglio, non così, ok? Non so se riuscite a vedermi, lui dice che devo tagliare l'arancia di sbiego, non diritta, io ci ho provato, in più cosa devo fare? Diciamo che adesso quando vado a togliere la buccia, devo girare il coltello dalla parte superiore e iniziare con la buccia così, a fare in questo modo, perché altrimenti romperei l'arancia. Però, tutto sommato Mario ci sto riuscendo, però io adesso ho tempi televisivi, quindi mi devo sbrigare, per cui va bene. Lo faccio con le dita normale, come facciamo di solito. A questo punto, ripeto, ti aspetto qui in trasmissione, così ce lo fai vedere tu come si fa in modo più veloce e in modo bello, come dici tu. E allora, togliamo sta buccia qua, sempre parliamo di arance biologiche, e qua ce ne abbiamo tante. Prendiamo un piatto da portata, piccolino. Allora, tagliamo questa arancia a fette. Mamma che profumo ragazzi da questa teglia. Ok, la posizioniamo su questo piatto, questa al centro che è piccolina, questa è troppo grossa. Ecco qua, ci mettiamo un po' di sale, un po' di olio, e lui, che è birichino,
ci mette pure un po' di liquore, però lui lo fa a fine pasto. Noi invece, siccome la dobbiamo diciamo mangiare insieme a questo pesce qua, a quest'orata mediterranea, noi la lasciamo così. A rigore potremmo metterci diciamo un po' di limone sopra, ok? Anche dell'aceto, perché facciamo un'insalata vera e propria. Allora, il nostro piatto di contorno è pronto. Adesso proviamo a impiattare la nostra orata. Perché qua ci siamo, ecco qua, è tutta pronta. Vediamo di farla scivolare bene su questo piatto in modo da non romperla. Ecco qua. Ogni volta questi impiattamenti sono un po'... Mamma che profumo, ragazzi, proprio. Ecco qua, mettiamo i nostri, diciamo il nostro sughetto. Ecco qua, ma che meraviglia. Ecco qua. E che volete di più dalla vita? Un'orata e un'arancia di contorno. Vedete così? Buon pranzo a tutti. È un profumo meraviglioso e ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao Mario!